La tipografia Tiziano è stata fondata nel 1873 da Ernesto Berengan, che era stato nominato qua a Pieve come direttore dell'ufficio postale. È partita da Tai. Nel 1908 subentrano i fratelli Genova, tra i quali c'era mio padre, che gli fu affidato l'incarico di amministratore e di mandare avanti questa attività. Quando è stata acquistata dai fratelli Genova, la tipografia è passata dalla sede di Tai alla sede di Pieve, perché il fabbricato era dei fratelli Genova. Il lavoro è iniziato specialmente per gli enti pubblici, quelli registri e quelle cose necessarie, tra i quali anche un sacco di manifesti, avvisi di propaganda, e questi ce ne abbiamo ancora adesso. Mio padre è bancato nel 60 e mia madre, con 2 figli ancora piccoli, si trovò con 2 attività: la tipografia e il negozio di tessuti, e ha avuto la fortuna di trovare il fratello Lino Tabacchi. È lui che ha fatto da papà e che ha sempre diretto la nostra ditta. Noi abbiamo avuto la fortuna sempre di trovare delle persone all'altezza del compito. La segretaria di mio padre, Gina Tiepolo, è stata per noi una zia, e noi la chiamavamo zia, e ha sempre seguito la ditta per tanti anni. E suo nipote, Lanfranco Cattel, è stato il nostro proto è chi dirige l'attività interna, e questo ha reso possibile uno sviluppo rapido e anche senza tante tensioni. La sede storica della tipografia Tiziano è in centro a Pieve di Cadore, storicamente, e è ancora aperta come cartoleria Tiziano, quindi una costa della tipografia Tiziano, per l'ingrosso di cartoleria e articoli per ufficio, quindi magazzino, un grosso magazzino per le aziende e il dettaglio per il cliente privato. In questo momento ci troviamo nel capannone, che è stato costruito nei primi anni 2000 per volere nostro e di nostro padre. Eravamo già in società, cercando di mantenere l'attività il più vicino possibile a quello che era il Cadore. La motivazione era esclusivamente non solo per una questione di pregio, ma per problemi proprio fisici dovuti alla dimensione dei macchinari e alla gestione logistica. Negli anni abbiamo cercato non solo di aumentare le dimensioni dei macchinari, ma di investire anche in tecnologia nuova. Adesso stampiamo non solo con la tecnologia offset, ma anche con la tecnologia digitale, che ti permette di gestire tutti questi nuovi materiali per il visual e la pubblicità. Stampiamo anche sul rigido, stampiamo sui materiali morbidi, l'alto spessore. Di conseguenza abbiamo mantenuto la storicità anche tecnica dell'azienda, con la parte offset, dove ti permette di gestire non solo la parte editoriale, quindi stampiamo anche qualche libro all'anno, ma anche tutta la parte commerciale. Facciamo le applicazioni sulle vetrine piuttosto che sulla pubblicità sugli automezzi, che sono delle lavorazioni che a livello di stampa forse sono standard, ma a livello di applicazioni richiedono poi una grande competenza tecnica. Quindi questa è una cosa che poi nella provincia sono poche le aziende che lo fanno, è uno dei prodotti sulle quali poi stiamo
puntando attivamente per cercare di ampliare sempre più la nostra clientela. O con questi materiali molto rigidi come l'alluminio o la plastica a alto spessore. La nostra attività è nata in un punto nevralgico dello sviluppo dell'ottica, quindi il nostro core business si è sempre sviluppato attorno a queste tipologie di aziende. Negli anni, grazie appunto a questo sviluppo tecnologico, siamo riusciti a affiancare ai prodotti tradizionali, quindi i cataloghi piuttosto che le note informative, che comunque tuttora vengono utilizzate, anche dei nuovi prodotti che fino a qualche anno fa c'erano preclusi. E abbiamo fatto un allestimento di immagini all'interno della Teleios, lavoriamo attivamente con Derigo, con l'azienda Derigo di Longarone, piuttosto che con la Domenico di Calalzo, che sono dei clienti ormai storici acquisiti che ci danno delle grandissime soddisfazioni. Negli anni in società sono entrati anche dei soci che ci hanno permesso di crescere e di valorizzare ulteriormente quello che era la potenzialità anche commerciale e tecnica dell'azienda, e abbiamo creato anche una rete di piccole aziende che ti permettevano di gestire anche delle altre attività similari alla nostra. Una per tutte la Modul 3 a Longarone o l'Acquarello sempre qui in sede, con dei soci diversi ma con delle specificità tecniche che ti permettevano di prendere più prodotti possibili. Abbiamo rilevato un punto vendita a Belluno, permettendoci di ampliare quello che è il nostro settore di interesse e il nostro bacino di utenza. La tecnologia di oggi ti permette di essere molto più veloce e preciso anche nei piccoli pezzi e ti permette di continuare a lavorare e a investire in certe tipologie produttive come quelle che ho citato prima. Allora, oggi la Tipografia Tiziano è un'azienda solida che fortunatamente è riuscita a crescere negli anni. Spero che questo sia possibile anche per il futuro, e tutti questi risultati non sarebbero stati possibili se non ci fossero stati una famiglia che ci ha affiancato poi negli anni. Non posso non ricordare Roberto Andreola, che ha gestito per anni lo studio grafico, l'Acquarello, o Fabio Moglia, che è tuttora tra le nostre file, che è un compagno di vita, posso dire, e che gestisce tuttora la parte produttiva e commerciale dell'azienda.